Per la prima volta. Anche io ho paura dell'acqua. Inizia così La città delle sirene, il film di Giovanni Pellegrini in uscita nei cinema del Veneto dal 13 novembre, dedicato alla devastante acqua grande del 2019 e presentato giovedì 9 in anteprima al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, uno dei luoghi più colpiti dalla marea. L'acqua alta del 2019 è stata l'acqua alta che ci ha fatto capire che il cambiamento climatico è reale. Di colpo abbiamo visto che i mari erano cresciuti, il Mose non c'era ancora e quindi abbiamo dovuto rimboccarci le maniche. Quello che è successo, la gente adesso la gente ha paura. Noi dell'acqua alta ci giochiamo, noi andiamo in giro a giocare con le barchette, siamo nati in mezzo all'acqua alta. Questa cosa è stata proprio un'alluvione. Allora, mi sa che il giorno che su così, perché ho una paura tremenda, perché suonano le sirene, siamo io e mio marito che tiriamo su le cose. Posso stare tranquilla, secondo te? È stata una settimana di acque alte eccezionali che ha preso alla sprovvista tutta la città e che l'ha messa in ginocchio. Io con la mia telecamera e la mia troupe, diciamo, ho girato in lungo e in largo la città andando a fare esattamente le stesse cose che avrei fatto senza telecamera, quindi andare a vedere come stavano gli amici, come erano messi i luoghi a cui sono più affezionato e ho cercato poi di capire cosa era successo e l'ho voluto raccontare agli altri per far capire come la città di Venezia ha sempre affrontato le acque alte e anche per dare un monito ad altre città che stanno sulla costa del mare di quello che può succedere a causa del cambiamento climatico.